Appuntamento a tutti quanti domenica 24 pomeriggio in Piazza San Marco a Venezia. Arriva come ogni anno il cammino da San Marco a San Marco. Questo invito del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Si concluderà così domenica con ingresso ufficiale nella Basilica di San Marco, l'11ª edizione del cammino da San Marco a San Marco, con un particolare richiamo alla pace, come scritto a chiare lettere proprio nel gonfalone del santo, simbolo della città. Oltre 200 staffettisti negli ultimi 3 weekend hanno percorso ben 260 km per le strade del Veneto, partendo dalla chiesa di San Marco a Pai di Sopra, sul lago di Garda, per arrivare nella città lagunare. Ideatore e anima della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Veneto, l'infaticabile Matteo Grigoli. Spiega ancora Ciambetti. Ha toccato i luoghi di fede più importanti della nostra regione, la Basilica di San Zeno a Verona, la Basilica della Madonna a Monteberico, che toccherà sabato la Basilica del Santo a Padova, quindi tutta una serie di cammini, di percorsi di fede, di percorsi anche di riscoperta storica del nostro territorio assolutamente importanti. L'arrivo, dicevo appunto, in Piazza San Marco, con poi l'entrata ufficiale nella Basilica di San Marco a Venezia. Meta finale del cammino sarà l'emozionante ingresso ufficiale degli staffettisti nella Basilica di San Marco e la consegna di 2 gonfaloni, passati di mano in mano ai protagonisti di questa marcia, insieme ai molti doni offerti dalle diverse amministrazioni comunali toccate nel cammino, che saranno consegnati al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Uno dei 2 gonfaloni verrà invece affidato, come tradizione, ad una comunità di veneti residenti lontano dalla nostra regione, ma ancora oggi legati profondamente al Veneto. Un cammino lungo e una fatica che meritano una grande accoglienza. Perciò ci si augura che in tanti possano essere presenti all'arrivo. Racconta Grigoli, mente e anima della manifestazione. Come ogni anno parte dal lago di Garda, raggiunge la laguna, come testimone la nostra bandiera del nostro patrono San Marco, che quest'anno verrà donata all'Associazione Venete nel Mondo, che la consegnerà alla comunità dei Veneti di Val de Jaguari in Rio Grande do Sul, mentre l'altra bandiera verrà consegnata al Patriarcato. E invito tutti a partecipare con famiglie, seguito, bambini, in modo tale che sia una grande festa di popolo.